Pronti? 1, 2, 3. È valido il segnale, c'è stato un errore, probabilmente quello di Elora Mo, mentre Numero 3, Elora Mo, fila subito al squalificato. comando Antonio Boccino con partenza fulminea dalla seconda fila, veloce come sempre con i nastri. Antonio Boccino ha colto partenza perfetta per assumere subito l'iniziativa, ora tira via, comunque ha preso una decina di metri di margine abbondanti da Zigzago P che è in seconda posizione e si trascina Aquila della Notte. 400 intanto piuttosto svelti con partenza da fermo, 29,6, si è un po' scatenato. Antonio Boccino che fa andatura, cerca di riavvicinarsi Zigzago P, poi Aquila della Notte, Artiglio Lore e via via tutti gli altri, 600 in 45,7 da 1,16,1. Ci avviciniamo al completamento del mezzo miglio che viene coperto da Antonio Boccino in 1 minuto e 9 decimi, sempre Zigzago P a una decina di metri, poi terza posizione per Aquila della Notte, non cambia nulla naturalmente visto il ritmo sollecito imposto dal leader che completa ora il chilometro nell'ordine dell'1.16.3. Datura quindi abbastanza costante del battistrada che ora ha 900 metri dalla conclusione. Numero 6, si mantiene Bemon nettamente in Chuck vantaggio SM, mentre c'è la risalita di squalificato. Artiglio Lor che a 800 dalla conclusione sopravanza o cerca di sopravanzare Zigzago P per andare in caccia di Antonio Boccino. Va in seconda posizione Artiglio Lor. Antonio Boccino arriva ai 600 conclusivi con un paio di lunghezze abbondanti di margine su Artiglio Lor, gli altri sono molto più discosti. 500 alla conclusione con Antonio Boccino leader, Artiglio Lor quasi in scia, praticamente a 400 dall'arrivo. È un match fra questi due per quanto riguarda la vittoria. Vediamo Antonio Boccino e Artiglio Lor sempre nell'ordine a 300 dal palo, con Artiglio che prova ad avvicinarsi. Antonio Boccino prova comunque a Numero rimanere 10, Brezza Grad, squalificato. fuori portata dall'avversario, ingresso in retta d'arrivo con Antonio Boccino che ora deve essere sostenuto. Artiglio Lor ci prova nel finale, Antonio Boccino si difende, Antonio Boccino fin sul palo, Artiglio Lor può essere soltanto secondo, mentre al terzo finisce Aquila della Notte, 1.16.7, ancora 36 a chiudere. Notevole prestazione per Antonio Boccino che regala il doppio in giornata a Matteo Zaccherini, 2 su 2. Percorso di testa vincente, Antonio Boccino che rientrava da gennaio, vince molto molto bene, impostando la gara sul ritmo e controllando un comunque ottimo Artiglio Lor che finisce secondo a una incollatura abbondante dall'avversario. Al terzo Aquila della Notte, il successo per Antonio Boccino, Matteo Zaccherini, Marco Bortolotti per conto della scuderia Limitless.